Scusi al Ciriaci per la 12ª giornata della Serie A2 si affrontano il Torre in Pietra e la Strida Roma. Caracciolo porta palla, ancora Caracciolo, prova il tiro, attenzione, rete di Caracciolo, porta in vantaggio lo Strida per 1-0, una grandissima conclusione dalla distanza che travigge il portiere. Avanti lo Strida, palla Bardella, il tiro Bardella, para Castagnini. Ancora Bardella in possesso palla, la protegge bene, la scarica dietro, attenzione, arriva Bonforte, il tiro, fuori. Bastianini si gira bene, palla in profondità per Bonforte che appoggia Carcagnolo, Carcagnolo il tiro, para il portiere, ancora Carcagnolo, la rete di Carcagnolo che porta il punteggio sull'1-1. Bravissimo a Ribadino in rete dopo la respinta del portiere. Bastianini porta palla, contropiede per lo Strida, ancora Bastianini, allarga per De Angelis, il tiro e la parata del portiere. Bastianini porta palla, attenzione, lancio in profondità per Carcagnolo che si allunga in spaccata, para il portiere. Punizione per lo Strida, parte Bartella, il tiro, passa la palla alla barriera, Valentini salva sulla riga. Tasaro controlla bene, parla per Testa che si gira, il tiro di Testa, palo, brivido per il portiere. Avanza il Torre in Pietra sulla destra, palla in profondità, passaggio sbagliato, rimessa laterale per lo Strida. Attenzione, l'arbitro fischia alla fine. La partita finisce sull'1-1 tra Torre in Pietra e Strida per la 12ª giornata della Serie A2 qui allo Sport City. Abbiamo incominciato bene la partita, però non so che è successo, dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo incominciato ad aver foga di portare a casa questo risultato e abbiamo sbagliato noi la partita secondo me.